Lo studio e la valorizzazione degli intonaci parietali delle Domus di Agrigentum del quartiere ellenistico romano attraverso le attività di ricerca e studio, la formazione di studenti archeologi e restauratori, la valorizzazione della pittura agrigentina dal punto di vista stilistico e della tecnica esecutiva, proposte di miglioramento della metodologia di studio e momenti di incontro tra studiosi della pittura antica, immissione in un database denominato TECT, ideato dall'Università di Padova, che su scala nazionale avrà lo scopo di catalogare i sistemi decorativi su diversi livelli di approfondimento. E questa è la sintesi del workshop Pixerunt, un progetto promosso dal Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento in collaborazione con l'Università di Bologna, Palermo, Padova, Core di Enna e Federico II di Napoli. L'iniziativa, direttamente curata dal direttore Giuseppe Parello e dal professore Giuseppe Lepore dell'Università di Bologna, mira anche al coinvolgimento di altre università che sono impegnate su contesti di studio dell'archeologia e si propone come modello che è stato già recepito dall'Università di Messina, che ne sta utilizzando lo schema applicandole alle Domus romane di Taormina. Nell'ambito del workshop e con il coinvolgimento delle università che hanno aderito a Pixerunt si procederà quindi alla formazione di 8 studenti che verranno selezionati dalle stesse università e che acquisiranno le competenze necessarie allo studio della pittura antica, all'elaborazione di documenti e alla immissione dei dati nel sistema TECT. Le attività formative verranno condotte da 2 tutor ricercatori dell'Università di Padova e di Bologna, coordinati dagli archeologi del parco e dal professor Giuseppe Lepore. La presentazione dell'iniziativa avverrà giorno 29 aprile alle ore 17 a Casa San Filippo.